Barlecce si belle, ora guardano e c'è poi ci castefo e sola tristezza lascia se assoluta a quella ritorna se tu sul di campo. Ale terei capuia sicuramente di regale ma ora che la più bella volemo davo che sa ci tenga the chamber festa che barletta ves e paura che chiove e sembra fano che tutti comportiamoci bene, dimostriamo a Gesù bambino che siamo pure bravi e carini e a tutto il mondo un cuore che ha visto da barletta veste auguri e buone feste. Buongiorno, buongiorno, buongiorno e vi abbiamo fatto ascoltare anche stamattina la nostra chicca del momento, che non sarebbe Natale senza le canzoni, la canzoncina di Barletta Vest barlettana, ideata e scritta da Enzo Delvi. Un buongiorno con il sole stamattina, anche se è un po' freschetto, vi racconto una storia lontana. Ah, sì, sì. Oggi zona nuova, oggi tutto nuovo, oggi, vedete? Questo è il Vietnam, che di Vietnam non c'è niente, anzi, qui abitano tante famiglie oneste, ma soprattutto lavoratori. E poi c'è questo bellissimo sole stamattina che vi voglio far vedere, vi voglio far godere. Vedete che bel sole. Ciao Daniele, buongiorno. Buongiorno a Michele, buongiorno a Lucia. Buongiorno a Pia.
Buongiorno a Maria. Madonna in tuo cuore, Barlette se fuori, aspetta processione nel Buongiorno Ruggero Pedico, buongiorno, grande Ruggero, buongiorno Anna Pinto, buongiorno. Buongiorno Marisa, buongiorno a tutti, dice Marisa. Ciao Marisa, buona giornata anche a te e la tua Tiffany. Buongiorno a Luca. Buongiorno Capuano, Michele. Vedete che bel sole stamattina e vedete come si sono sistemate queste strade. Piano piano si fece Roma e piano piano si rifarà Barletta. Tornando al discorso di ieri sera, facciamo una buona notte ieri sera con Enzo Delvi, Peppe Di Bari, Raffaele Rizzi, e ieri una ragazza buttò la carta a terra. Enzo, senza dire niente, scese dalla macchina e andò a prendere questa carta. La ragazza per la vergogna innanzitutto chiese scusa, per la vergogna se ne andò dal porticciolo che stavamo noi. Cioè ragazzi, secondo me fare un po' di attenzione in più non sta male, fa bene solamente a noi stessi e soprattutto alla nostra città di nome Barletta, che vogliamo bene, che amiamo. Barletta a casa nostra, io a casa nostra Barletta, è la casa nostra. Allora se siamo sporchi in casa siamo sporchi anche fuori. Questo non è altro che un buon Miki, ti voglio bene Miki Di Pietro, tu mi fai morire a me, veramente. Dicevo, se noi diamo buon esempio a tutti, buon esempio, no? Anche se qualche volta uno ti potrebbe dire fatti i cazzi tuoi, la pecora nera c'è sempre nel gregge. Allora bisogna far sì che portarlo dalla nostra parte, non dalla parte del sbagliato. È solo quello, perché facendo così avremo una città migliore, come popolo ci anche autodenunciamo, vogliamo bene, cioè, ripeto, vogliamo bene più alla nostra città, diamo più lustro alla nostra città, amiamo la nostra città. La nostra città deve essere un vanto per noi, non un disonore, perché Barletta è una delle città più belle d'Italia, indiscutibilmente, ma veramente, perché quello che abbiamo noi non ce l'ha nessuno, E io come metto il mio amore per la mia città, perché io lo metto solo per la mia città, questo non è un vanto, non è fare il di più, è solo che io lo manifesto il mio amore verso la mia città e verso i miei concittadini, i miei amici di Barletta. Perché purtroppo la politica, che diciamo sempre la politica, quelli fanno e faranno sempre i fatti loro, siamo noi che la viviamo. Allora cerchiamo di viverla egregiamente, basta, c'è solo quello, dico. Ruggero, è vero, Ruggero è una delle città più belle del mondo, ma indiscutibilmente, perché non ci manca niente. A noi abbiamo il clima, abbiamo il mare, abbiamo il calore, come dicevo a Vicky.
che al nord loro vivono, però sempre ci sono tante belle cose al nord, però manca il calore. Ciao amore mio, Irene Di Pietro, mia sorellona. Vedete, hanno fatto le strisce pedonali, vedete? È un'altra bella cosa. Ciao Leonardo, buongiorno. Vedete che bella, è anche una bella cosa, ha una bella veduta questa cosa, che si vedono le strisce pedonali che finora non si vedevano, tipo questa qua, che sicuramente la rifaranno. Ragazzi, stiamo vedendo se il trenino lo facciamo o non lo facciamo. Io la mia è di farlo, perché la gioia che abbiamo dato in questi due Natali si è vista a occhio proprio, che è stato sempre una cosa bellissima. Beh ragazzi, io vi auguro un buon martedì 21/11/2017. Io spero che vada tutto bene. Oggi voglio salutare Lillino, l'ex custode dello stadio di Barletta, che ormai è scomparso da anni. Oggi lo voglio ricordare. Piangiava solo stanotte 3. E con questo vi auguro una buonissima giornata, un buonissimo martedì. Oggi c'è Napoli, domani la Juve in Champions. Vi auguro il meglio del meglio da Barletta Est, Bello Rosso. Ciao, buona giornata.